Ciao a tutti e a tutte, io sono Daniel e bentornati nel mio nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi della mia esperienza in America e visto che mi era stata molto richiesta, volevo un po' parlarvi di come ho vissuto io questa vacanza studio, alcuni consigli, informazioni che potrebbero esservi utili nel caso decidiate di partire, si spera, appena si può. Premetto con il dire che è stata la mia prima esperienza di questo genere, non sono mai partito da solo e come prima agenzia ho deciso di partire con EF perché è stata l'unica agenzia di cui sentivo parlare molto spesso, l'unica agenzia di cui ho sentito anche molte persone recensirle in modo positivo, altre anche in modo negativo, e quindi ho deciso di focalizzarmi su quella e basta. Ho cominciato informandomi sugli open day che c'erano, in cui venivano organizzate delle riunioni anche con persone che erano già partite, in cui i ragazzi raccontavano la loro esperienza, parlavano delle varie destinazioni, eccetera. Io ho parlato con i miei genitori, siamo andati in sede e quindi poi ho deciso di partire. Sono partito per San Diego per una vacanza studio di 6 settimane, in particolare dal 23 di giugno al 3 o 4 di agosto. Insomma, poi venivano fatte varie attività, ma se volete ve ne parlerò in un video a parte, dove ad esempio si partiva per Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, ma penso che dipenda anche un po' dalla destinazione che voi scegliete. Ho deciso di andare in famiglia e di partire da solo perché la partenza di gruppo veniva fatta da Milano, mentre io sono partito da Venezia. Di andare in una famiglia perché mi sembrava un modo migliore per riuscire ad imparare di più l'inglese, per diventare al 100% indipendente e comunque magari riuscire a stabilire anche un rapporto bello con la famiglia e riuscire in futuro magari ad andarli anche a ritrovare, ma purtroppo non è stato così. Dopo aver fatto le varie procedure di compilazione dei moduli, pagamento, chiamate, visti, perché c'è bisogno anche di un visto che dipende dalla destinazione in cui voi andate e anche dal tempo di durata. Circa una settimana, due prima della partenza mi è arrivata la mail della famiglia. La famiglia era composta da mamma, papà, figlia, un gatto e anche l'indirizzo della casa, che se riesco a trovare la foto vi lascio qui, ed era una casa che a parer mio sembrava bella da fuori. Io curioso ho cominciato subito a scrivere delle mail alla famiglia, questi mi rispondevano e mi sono un po' tranquillizzato. Ho cominciato a conoscerli, eccetera, mi sembrava tutto ok. Arriva il giorno della partenza. Ho fatto Venezia, Francoforte, Francoforte e San Diego. A Francoforte ho cominciato a vedere alcune persone con la valigia con la targhetta di EF e lì ho cominciato un po' a fare conoscenza, anche se non sapevo benissimo come approcciarmi, però insomma è andata così. E poi siamo usciti dall'aeroporto e c'erano i collaboratori di EF che radunavano tutte le persone. All'uscita venivano chiamati questi transfer, dove venivano mandate le persone o nel campus oppure nelle rispettive famiglie. Transfer che a parer mio, questo è uno dei consigli che vi posso dare, vengono fatti pagare abbastanza, tanto, perché comunque non è che hai una macchina per te, ma comunque sei in un camioncino con altre persone. E una cosa molto più economica e molto più valida è riuscire a chiamare Uber. Questo è un consiglio che vi posso dare, ma ovviamente essendo la mia prima esperienza io non lo sapevo, ma poi confrontando c'erano anche altre persone che hanno fatto così non essendo la loro prima volta. Insomma, sono arrivato davanti a questi transfer, i collaboratori hanno chiamato la mia famiglia non rispondeva, quindi sono stato costretto ad aspettare lì da solo mentre questi portavano le varie persone nelle varie famiglie. Poi sono venuti a prendermi, nonostante la mia famiglia non continuasse a rispondere, mi hanno portato a casa per vedere se effettivamente c'era qualcuno. La casa da fuori sembrava anche bella fino a quando non mi hanno aperto e mi sono trovato. This was the first reaction, shock. Le persone non corrispondevano alla descrizione, non c'era il gatto, le due papà e mamma erano anziani, la figlia non c'era più e non è stato un bel impatto. La casa era sporca, non si sono presentati. Ho cercato un attimo di adattarmi, anche perché era la prima impressione. Ho cominciato subito a chiedere informazioni per quanto riguardava gli abbonamenti, la strada per arrivare a scuola. Non mi hanno
dato la cena e neanche io mi sentivo in qualche modo di chiedergliela, anche perché vedere la casa sporca non mi ha fatto una bella impressione. Ho cominciato subito a chiamare i miei genitori, a mandare messaggi all'agenzia dell'Italia per dire che comunque la famiglia non corrispondeva alla descrizione, e ovviamente era difficile perché comunque mentre lì era giorno, qui in Italia era notte, quindi era molto più difficile riuscire a parlare tra me e l'agenzia, ma anche tra agenzia dell'Italia e agenzia dell'America. Il giorno dopo, non so per quale grazia divina, sono riuscito ad arrivare a scuola, e veramente i quartieri americani sono enormi, pieni di vie, e ad esempio dalla mia casa alla fermata dell'autobus dovevo camminare circa 20 minuti. E già lì, ok, quindi mi dovevo alzare alle 5 per riuscire ad arrivare a scuola circa alle 8. Ho conosciuto sin da subito persone italiane che non si trovavano bene nella famiglia. Ho conosciuto questa ragazza che abitava più o meno vicino a casa mia, quindi fortunatamente sono riuscito comunque a tornare a casa insieme, a fare la strada insieme la mattina, quindi era qualcosa di positivo. Ci siamo cominciati a lamentare subito dai manager di questo campus, perché le lezioni noi le facevamo lì dentro. Ci avevano detto che comunque, essendo alta stagione, non c'era la possibilità di spostarsi nel campus perché i letti erano tutti pieni, l'unica possibilità era quella di cambiare famiglia. Io ovviamente non me la sentivo, magari mi capitava una famiglia peggiore, non avevo voglia di rovinarmi la vacanza, e quindi ho cominciato ad insistere fino a quando sono esploso e ho chiamato i miei, ho chiamato l'agenzia. Io volevo tornare a casa. Circa 3-4 giorni sono riuscito a trovarmi un posto. Devo dire che da questo lato sono stati molto disponibili, molto efficaci, ecco. Da quando mi sono trasferito in campus ho sentito molto la differenza. C'era molta più sintonia con i ragazzi, c'era la sala comune, c'era il reparto fuori all'aperto dove si stava insieme, quindi anche per quanto riguarda la sera, mentre le persone che andavano nelle famiglie dovevano ritornare a casa, quindi non si godevano quei momenti che secondo me sono i migliori. Infatti si stava insieme anche fino a tarda notte, si stava in compagnia, si conoscevano persone, si parlavano varie lingue, si imparavano cose nuove. Poi anche il fatto delle lezioni la mattina venivano svolte tutte all'interno del campus, quindi bastava scendere, si faceva colazione e lì c'erano tutte le varie aule. La cosa in qualche modo negativa è il fatto che non diventi 100% indipendente, quindi magari il fatto di non riuscirsi ad arrangiare con i mezzi, con gli abbonamenti, con la lingua. Nel mio caso sono riuscito in qualche modo ad arrangiarmi perché ho deciso di partire per andare in famiglia, quindi ho avuto anche questa esperienza, a differenza magari di qualcuno che vuole subito andare nel campus, evita tutta questa parte. Tra l'altro una ragazza che ho conosciuto, lei era già partita con EF, era andata in Florida e lei aveva trovato una casa bellissima, comunque non era mai stata delusa dalle esperienze che ha fatto, quindi diciamo che dipende da come ti va. Ed è questo l'unica pecca negativa di questa agenzia. Conclusa questa parte, in ogni caso se avete domande da farmi, curiosità, scrivetemele qui sotto. Adesso vi parlo un po' delle varie attività che si facevano all'interno del campus o comunque che si organizzavano. Io, essendo a San Diego principalmente, potevamo spostarci ad esempio il pomeriggio o comunque la mattina, perché di solito alternavamo, un giorno avevamo le lezioni la mattina, un giorno il pomeriggio. Potevamo spostarci con Uber e andare nelle varie parti della città, mentre per quanto riguarda la sera c'era il coprifuoco. Le persone minori di 18 anni dovevano timbrare il badge che ti veniva rilasciato per aprire la camera e non potevano uscire. I fine settimana venivano organizzate delle attività o comunque viaggi, sono organizzate bene fino ad un certo punto, nel senso che gli hotel che scelgono sono veramente di qualità, ma proprio per questo il prezzo è abbastanza alto. Io ad esempio ho fatto da San Diego a Los Angeles, abbiamo fatto circa, non vorrei dire una cavolata, non so se mi sbaglio con San Francisco, 4-5 ore di autobus e è praticamente mezza giornata buttata via. Siamo arrivati in questo hotel che era a 10 minuti dalla Walk of Fame, bellissimo.
però non ne vale la pena, nel senso che spendere tanti soldi per 2 o 3 giorni di fine settimana non ne vale la pena. Infatti un altro consiglio che vi posso dare, se comunque non è la prima volta che partite o se è la prima volta che partite ma vi riuscite anche ad organizzare con varie persone, è quello di riuscire a trovare o comunque prenotare voli aerei o comunque anche con Flixbus che vi fanno pagare molto di meno, magari affittate una casa, una stanza di hotel da dividere con anche altre persone, hotel magari più economici. Quindi vi fate la vostra esperienza da soli. Io so che c'era un gruppetto di ragazzi che avevano noleggiato per una settimana una casa a Los Angeles e non avevano pagato praticamente nulla, si sono divertiti, hanno visto tutto della città, perché non è detto che quando vai con la guida visiti tutto quello che vuoi vedere tu, perché l'EF organizza dei programmi, delle scalette, delle cose da visitare e quindi te la gestisci un po' a modo tuo. Per esempio io volevo salire sulla scritta Hollywood e invece ci hanno fatto andare a vedere la scritta dall'osservatorio e quindi sono stato un po' deluso. Oppure la mattina avevano organizzato di andare tipo in centro, io sono scappato con questa ragazza che avevo conosciuto e siamo andati a vedere la casa di American Horror Story. Io non mi sono pentito, anzi sono contento di aver fatto questa cavolata, però ne vale la pena, insomma, non resto col rimorso di non esserci andato. In conclusione a questo video, che spero sia stato il più chiaro possibile, gli unici consigli che vi posso dare sono quelli di cercare di risparmiare specialmente sulle opzioni che vi offre l'agenzia, per esempio quella del transfer, che potete benissimo sostituire con Uber o Lyft quando arrivate lì, perché sono veramente comodi, semplici da utilizzare e veramente potete dividere anche la spesa con qualche altro vostro compagno se partite insieme a qualcun altro, quindi veramente non pagate nulla. Anche per quanto riguarda la gestione dei fine settimana, lì sta un po' a voi. Io ovviamente, essendo stata la mia prima volta, mi sono affidato completamente a loro, però tornassi indietro mi sarei organizzato diversamente e avrei organizzato meglio queste spese, anche perché comunque fra cibo, spostamenti e tutto vanno via veramente un sacco di soldi e quindi non ne vale la pena effettivamente. Mi ricordo ad esempio di aver pagato sui $300 un fine settimana a Los Angeles, mentre 2 ragazze che avevo conosciuto sono partite con Flixbus, avevano pagato circa $13 a testa. Ok che sono andati in giornata, però comunque sono veramente un sacco di soldi in meno che fanno la differenza. Quindi un altro consiglio che vi posso dare è quello di riuscire ad informarvi meglio su altre agenzie, quindi chiedere informazioni, magari andare anche ad Open Day, scrivere a persone che magari hanno avuto esperienza con queste agenzie diverse, vedere le famiglie, chiedere, informarsi, telefonare, perché nessuno, ve l'assicuro, vi seguirà. Quindi dovrete essere voi ad informarvi, a chiedere e a fare tutto, proprio per il vostro bene, per non trovarvi in situazioni sgradevoli e basta, insomma, questo è tutto. Alla fine della mia esperienza avevano fatto un test finale, quindi per valutare il livello definitivo di inglese, e poi ti rilasciavano un attestato che io non ho qui a portata di mano, ma se trovo vi lascio la foto qui. Di questa esperienza mi porterò veramente a cuore le amicizie che ancora oggi, dopo circa 2 anni, mi porto dietro. Ci sono persone a cui tengo ancora, mi sento ancora, comunque anche le piccole cose, i tramonti, il fatto di essere insieme a vedere un tramonto, mangiare un panino in una spiaggia, insomma sono tutte piccole cose che a me ancora oggi fanno venire i brividi, un'esperienza che non dimenticherò mai. Quindi se avete la possibilità fatelo, investite, chiedete aiuto ai vostri genitori, trovatevi un lavoretto, però se potete farlo veramente fatelo. Io l'ho fatto in 4ª superiore perché poi sapevo che con la maturità, con l'università non sarei più riuscito a gestirmi, però anche magari un viaggio di 3-4 settimane proprio per l'esperienza ci sta e basta. Questo è tutto, se avete domande fatemele qui sotto oppure scrivetemi nei social, su Instagram dove sono più attivo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!